La Nuorese con una vittoria in rimonta per 2-1 sul Valle d'Oria rimane in testa alla graduatoria del campionato di eccellenza. La cronaca. Gli ospiti iniziano la gara col piglio giusto e dopo aver creato qualche problema con azioni sulle fasce, all'11° passano in vantaggio con Ferreira che, servito al limite dell'area da tribuna, sorprende la difesa e infila De Lippieri in uscita. Al 17° i verdi-azzurri gridano al penalty, Frongia crossa dalla sinistra e Sini nel tentativo di anticipare Balzano colpisce la palla col braccio, ma l'arbitro ordina di continuare. La Nuorese comunque costringe il Valle d'Oria sulla difensiva. Al 20° un'azione insistita dalla Nuorese viene finalizzata da Falchi che manda la palla alta. Il Valle d'Oria, pur soffrendo, riesce a difendersi con ordine ripartendo pericolosamente. I padroni di casa non demordono. Al 33° Falchi viene atterrato al limite. Della punizione si incarica Coco che con un tiro insidioso sfiora l'incrocio dei pali. Paradossalmente la Nuorese rischia di segnare l'1-1 in contropiede. Nanami sugli sviluppi di un corner per gli ospiti si fa 70 metri palla al piede e crossa per Falchi che da 2 passi spedisce fuori, è il 38°. La ripresa si apre sulla falsariga del primo tempo, Balzano, servito all'altezza del dischetto da Falchi, non impatta la palla al primo minuto. La replica del Valle d'Oria è affidata a Tribuna che su punizione impegna De Lippieri costretto alla difficile deviazione in corner. È il 6° minuto. Per aprire la difesa rossoblu Mereu manda in campo Di Angelo che appena entrato per un pelo non supera Ventuledo in uscita all'8° minuto. Il Valle d'Oria si complica la vita a causa dell'espulsione di Sanna per doppia ammonizione. È il 10°. Al 21° nuova occasione per i verdi-azzurri grazie ad un colpo di testa di Falchi su cross di Coco, ma a conclusione viene salvata sulla linea da Fuis. Dopo tante occasioni sprecate la Nuorese trova il meritato pareggio con Coco. Il capitano dal limite calcia un preciso rasoterra che si infila a fil di palo. È il 23°. Falchi, servito in aria da Bono, non riesce a deviare da pochi passi. È il 30°. 3 minuti dopo, l'attaccante su cross di Frongia manda fuori da ottima posizione. Nel finale forcing della Nuorese che con Satta al 42° va vicinissimo al 2-1 su cross di Coco. La Nuorese trova il gol del 2-1 con Emanuele Alessandri che con una girata insacca nell'angolino destro una palla servitagli dal fratello Alessandro. È il 43°.